Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Va ora in onda la rassegna stampa. Radio Libertà, le trasmissioni tornano in diretta. Diamo subito la linea per la rassegna stampa al direttore Giulio Cainarca. Grazie a Federico Borsari e un cordialissimo saluto a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Sono le 7.33, venerdì 7 luglio, a radiolibertà.net, la pagina Facebook di Radio Libertà, così avete sotto mano ciò che va in onda in questa giornata. Intanto la notizia che apre la prima pagina dell'ANSA in questo momento: l'incendio in una casa di riposo a Milano, 6 morti, le vittime sono 5 donne e un uomo, oltre 80 persone sono state portate in ospedale. L'intervento dei vigili del fuoco ancora in corso. Il rogo nella struttura Casa per Coniugi, si chiama così la struttura, che ha preso fuoco, appunto, di 6 morti, 81 persone portate in 15 ospedali diversi di Milano e dell'Interland. Il bilancio dell'incendio scoppiato questa notte nella residenza per anziani Casa dei Coniugi a Milano. Si tratta di persone intossicate, nessuno con ustioni. 2 pazienti sono stati portati in gravissime condizioni agli ospedali Niguarda e San Raffaele, 14 in condizioni serie, 65 meno gravi. Le vittime sono 5 donne e un uomo. Nella residenza, ripetiamo, per anziani Casa dei Coniugi di Milano. 2 donne sono morte carbonizzate. Per le esalazioni di fumo sono decedute altre 3 donne e un uomo. Questo dice l'agenzia ANSA. Intorno all'1:20 è scoppiato l'incendio, intorno all'1:20 di notte. Siamo nella periferia sud di Milano, via dei 500, dove si trova la residenza per anziani Casa dei Coniugi. All'1:20 appunto è scoppiato l'incendio, in cui alla fine sono rimaste morte 6 persone. Ne sapremo qualcosa di più. Il rogo è scoppiato al primo piano di questa struttura di proprietà del Comune di Milano, gestito dalla cooperativa Proges, che ha 210 posti letto. Casa dei Coniugi di Milano, la residenza per anziani dove appunto per un incendio sono morte stanotte 6 persone e 81 sono state ricoverate in vari ospedali della città. Tornando al primo piano dell'agenzia ANSA, questa è la notizia d'apertura stamani. Dopodiché c'è la politica e la giustizia, scoppia il caso Del Mastro, ma come vedremo ce n'è anche per il figlio di La Russa. Oggi il Corriere della Sera pubblica in anteprima, in prima pagina, una notizia: una ragazza accusa di stupro il figlio minore, 19enne, del presidente del Senato, La Russa. Intanto scoppia il caso Del Mastro, imputazione coatta per lui per la vicenda Cospito, rivelazione di segreti d'ufficio. Anche questo lo vediamo meglio dopo. Terzo titolo: l'addio ad Arnaldo Forlani. Qualcuno lo ricorderà, leader democristiano, uomo di governo, avrebbe compiuto 98 anni l'8 dicembre. Era una delle 3 lettere del CAF, Craxi Andreotti Forlani. Cina, stop parziale all'importazione di cibo giapponese per Fukushima. Lo stop alle importazioni di cibo riguarda 10 prefetture giapponesi. Per la Corea del Sud il piano del Giappone sul rilascio in mare dell'acqua contaminata invece soddisferebbe gli standard internazionali. La scrittrice, defunta a marzo, Ada Adamo, vince il premio Strega 2023 col suo romanzo Come Daria, dove si racconta la storia del rapporto con la figlia gravemente malata, a sua volta poi gravemente malata e deceduta a marzo del 23, appunto scorso, qualche mese fa, la scrittrice alla quale è andato il premio Strega di quest'anno.
Per la cronaca, un'auto falcia una famiglia, 3 morti e anche un bambino. In quel di Belluno, a Santo Stefano di Cadore, oltre al papà e alla nonna, è deceduto all'ospedale di Belluno un piccolo di 2 anni. Feriti la mamma e il nonno. A investirli una donna tedesca. Al vaglio l'ipotesi dell'uso improprio del cellulare, scrive l'agenzia. Se il 22 e 23 ottobre le suppletive per il seggio di Berlusconi e scusate, mi ho schiacciato per errore, capita il tasto e dicevamo a proposito invece un attimo soltanto che recuperiamo la gerarchia delle notizie dell'ANSA in prima pagina, dicevamo dopo la notizia luttuosa della morte di 3 persone a San Stefano di Cadore. A Marina e Pier Silvio il controllo, il 22-23 ottobre si vota in quel di Monza per il seggio lasciato vacante dalla morte di Berlusconi. A Marina e Pier Silvio il controllo della Fininvest. Poi vedremo le copiose pagine dedicate al testamento di Berlusconi. Il terzo, l'ok del Consiglio dei Ministri a un nuovo decreto flussi. In 3 anni potremo accogliere 452.000 immigrati, estese le categorie professionali e i settori produttivi coinvolti, tra i quali vengono inclusi elettricisti e idraulici e assistenza familiare e sociosanitaria. Il Consiglio dei Ministri ha detto sì al nuovo decreto flussi triennale. 3 anni, 452.000 immigrati possono legalmente entrare secondo il decreto flussi. Venerdì, oggi, autobus, metro e tram a rischio. Il consueto sciopero del venerdì. Gli Stati Uniti vanno verso l'invio di bombe a grappolo all'Ucraina. Questa è un'altra notizia di un certo rilievo. Il Pentagono fornirà ordigni con un dud rate ridotto, con un minor rischio che restino inesplose, provocando danni ai civili. Peraltro, appunto, le bombe a grappolo all'Ucraina arriveranno direttamente dagli Stati Uniti. A proposito di NATO, Stoltenberg, la Svezia entri nella NATO, basta ritardi, dice il segretario dell'Alleanza Atlantica. C'è poi il capitolo Threads, rivale di Twitter, Threads by Zuckerberg, cioè Meta, Facebook. Ecco arrivare appunto la sfida a Elon Musk che minaccia causa la nuova app di Meta, cioè di Zuckerberg, in 100 paesi del mondo, ma non in Europa. Si presenta come la versione testuale di Instagram. Il magnate dell'uccellino, vale a dire Elon Musk, dice è finta e minaccia causa. Tempo instabile al nord, ma da venerdì, cioè da oggi, avremo oltre 40 gradi, un caldo terrificante, l'anticiclone africano avanza, la Sardegna sarà la più colpita. Santanchè è indagata a Milano per la società Visibilia dal 5 ottobre del 2022, la ministra del turismo è indagata appunto dall'autunno scorso, sostanzialmente è indagata anche la sorella e il compagno, ma per ora nessun avviso di garanzia. Giugno è stato il mese più caldo di sempre nel mondo, così scrive l'agenzia ANSA sulla base di una organizzazione, Copernicus, e poi l'ok alla commissione di inchiesta parlamentare sulla Covid, IRA, 5 Stelle e PD che non votano. Conte e Speranza si lamentano, è un plotone d'esecuzione, farsa, dicono l'ex premier e l'ex ministro della salute. In Consiglio dei Ministri infine arriva un'informativa del ministro Urso sul rincaro dei prezzi e dei voli nazionali, così scrive l'agenzia ANSA in primo piano. Ma andiamo a vedere adesso velocemente le prime pagine dei quotidiani di oggi. Avvenire, il quotidiano di ispirazione cattolica, continua ad aprire la sua prima pagina con l'inchiesta di Francesca Ghirardelli quest'oggi da Sfax in Tunisia. La fuga dei migranti da Sfax perché i tunisini non ne possono più di loro, vogliono deportarci in Libia. Continua la crisi degli africani subsahariani malvisti dai tunisini dopo gli scontri con i tunisini. Davvero non sembra un paese sicuro, di certo non lo è stato nell'ultima settimana, non qui a Sfax, per migliaia di migranti africani subsahariani che ci vivono lavorando nel settore informale, cioè in qualche modo in nero, o aspettando il momento giusto per occupare il proprio posto su imbarcazioni malandate, stretti tra decine di corpi e di speranze. Stanno fuggendo da Sfax gli africani perché
I tunisini non li vogliono più tra i piedi, detta brutalmente, mentre magistrati nel mirino da Palazzo Chigi, cioè da Meloni sostanzialmente, anche se la nota è ufficiosa. Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che sono incazzati brutti a Palazzo Chigi, cioè Giorgia sta incazzata nera. Toghe nel mirino da Palazzo Chigi, accuse a una parte dei magistrati che fa campagna elettorale. La nota ufficiosa del governo, dai toni molto berlusconiani, scrive Avvenire in prima pagina, una nota del governo, fonti di Palazzo Chigi, che condannano le fughe di notizie su Santanchè e l'imputazione coatta per il sottosegretario alla giustizia del Mastro delle Vedove. Si riapre il conflitto con i magistrati. Sono già in campagna per le prossime europee, è l'attacco da Palazzo Chigi. Sconcerto tra i magistrati che preparano la risposta ufficiale. Il pubblico ministero Alba Monte, leader della corrente Area, l'ex magistratura democratica, cioè la sinistra dei magistrati, chiama in causa la Premier Meloni. Il governo è insofferente al controllo di legalità, dice il dottore Albamonte. Chi usa questi argomenti parli a viso aperto. Schlein schiera il PD con le toghe, la Premier esca allo scoperto, toni inaccettabili in democrazia. C'è di mezzo naturalmente il Colle, perché il Supremo sta là sopra, e lo scenario dello scontro tra poteri. Anche qui poi c'è il testamento di Berlusconi ai figli Marina e Pier Silvio, il timone della Fininvest, milioni a Marta Pascina e a Dell'Utri, oltre che al fratello Paolo. Con ciò lasciamo la prima pagina di Avvenire e andiamo al Corriere della Sera, dove si apre un terzo fronte giudiziario per il governo. Il Corriere della Sera è l'unico quotidiano che oggi ha questa notizia che riguarda il Presidente del Senato, o meglio suo figlio. La denuncia: sono stata violentata dal figlio di La Russa, l'inchiesta a Milano. Poi lo vediamo meglio perché appunto l'articolo è firmato da ben 3 cronisti giudiziari: Luigi Ferrarella, Giuseppe Guastella e Francesca Morandi. Francesca Morandi di solito si occupa di cose che vengono più o meno da Cremona, dalla Bassa Lombarda, e poi capiremo il perché. Intanto giustizia, l'ira del governo. Anche il sottosegretario Del Mastro, che è sottosegretario proprio alla giustizia, va verso il processo. È stato imputato coattamente per il caso Cospito, rivelazione di segreto d'ufficio. Per la Santanchè sono indagati anche la sorella e il compagno della ministra Santanchè. Palazzo Chigi si è incazzato, ha detto che le toghe fanno politica. L'affermazione non è direttamente fatta da Giorgia Meloni, ma fonti di Palazzo Chigi, insomma è come se l'avesse fatta lei. A Napoli arriva Gratteri, è favorito per guidare la procura di Napoli, forse, primo voto del Consiglio Superiore della Magistratura, dopo la nomina del procuratore di Firenze, con il voto inusuale del vicepresidente CSM, l'avvocato Binelli, che di solito si astiene. Il Consiglio Superiore della Magistratura, CSM, ciechi, sordi e muti, ha dato indicazione sul procuratore di Napoli. La quinta commissione ha designato, con 4 voti su 6, Nicola Gratteri, che ora è alla guida della procura di Catanzaro. A centropagina la morte di Forlani, aveva 97 anni, e Fininvest il controllo a Marina e Pier Silvio, per Fascina 100 milioni, da Berlusconi 30 milioni a Dell'Utri, le ville, i quadri eccetera. E lasciamo con questo la prima pagina del Corriere della Sera, ci spostiamo però direttamente a pagina 19 perché qui c'è un'altra notizia che farà molto discutere quest'oggi e nei prossimi giorni. Denunciato il figlio del presidente del Senato, La Russa, l'alcol, poi il risveglio nel suo letto. È il racconto di questa ragazza che denuncia un rapporto senza consenso, cioè di essere stata violentata, ma il 19enne figlio del presidente del Senato, Leonardo Apache La Russa, si chiama così, dice: non l'ho costretta. Violentata dal figlio 19enne di Ignazio La Russa a casa del presidente del Senato. È la denuncia shock fatta da una ragazza di 22 anni alla Procura di Milano, la quale procura ha aperto un'inchiesta affidata al pubblico ministero Rosaria Stagnaro, coordinata dal procuratore aggiunto Letizia Mannella. Abusi che sarebbero avvenuti dopo una serata in discoteca. Non c'è stata nessuna costrizione, è la difesa del figlio 19enne del presidente del Senato, Leonardo Apache La Russa. La storia di questa vicenda, come l'ha raccontata la giovane, è simile al racconto di violenze sessuali che si ripetono nella movida milanese. Serata in discoteca con gli amici, perdita di controllo,
risveglio con la drammatica sensazione di aver subito un abuso sessuale. È una questione delicata, non rilascio dichiarazioni per rispetto della legge penale, dice l'avvocato Stefano Benvenuto, che, occupatosi in passato di procedimenti di rilievo come il dissesto della CIT, assiste questa ragazza che ha denunciato il figlio di La Russa. Siamo alla sera del 18 maggio scorso. La ragazza 22enne, di famiglia benestante milanese, esce a mezzanotte con un'amica per raggiungere una famosa esclusiva discoteca del centro a 2 passi dal Duomo. Mentre ballavamo mi ero accorta della presenza di un mio compagno di scuola di liceo, Leonardo La Russa, figlio di Ignazio La Russa. Ci salutammo, da quel momento non ricordo più niente, tranne di aver bevuto 2 drink. Il racconto riprende dal mattino dopo, quando intorno a mezzogiorno si sveglia, in assoluto stato confusionale, nuda nel letto, con a fianco Leonardo La Russa, nudo anche lui. Gli ho chiesto immediatamente spiegazioni del perché fossi lì, in quanto non mi ricordavo nulla della serata, dichiara la ragazza. È spaventata, scrive ancora il Corriere, gli chiede cosa fosse successo, come siamo arrivati a casa, che tra l'altro è la casa appunto del presidente La Russa, e Leonardo, secondo la giovane, il figlio di La Russa, non si fa pregare. Mi disse, siamo venuti qui dopo la discoteca con la mia macchina, mi disse che aveva avuto un rapporto con me sotto effetto di sostanze stupefacenti e che un suo amico che stava dormendo, lei non lo ha mai visto, in un'altra stanza, aveva pure avuto un rapporto con me a mia insaputa, dopo che entrambi l'avevano spogliata. Trema per lo shock, dal letto manda un messaggio all'amico che l'aveva accompagnata in discoteca. Non mi ricordo nulla, raccontami di ieri, sono stata drogata, e l'altra risponde, penso che ti abbia drogata, non mi ascoltavi, poi sei corsa via perché non ti ho più trovata. Stavi benissimo fino a prima che ti portò il drink, ho provato a portarti via non riuscendovi. Sempre l'amica le racconta di averla notata euforica e le dice che l'aveva vista baciare il figlio di La Russa, Leonardo. Presa dalla vergogna, la ragazza chiede di riavere i vestiti che erano al piano di sotto. Descrive anche il grande appartamento su 2 piani, dice di essersi resa conto che era della famiglia La Russa perché intorno alle 12:30 Ignazio La Russa si affacciò alla camera vedendomi nel letto e se ne andò via. Quando si riveste Leonardo la ferma, mi disse pretendo un bacio, se no non ti faccio uscire. A quel punto si avvicinò e mi baciò contro la mia volontà. Non dissi nulla per paura. Uscita, annota l'indirizzo del condominio, prende la metropolitana. In lacrime telefona alla madre che a casa la convince a recarsi alla clinica Mangiagalli, la clinica con servizio antiviolenze, dove le vengono riscontrate una ecchimosi al collo e una ferita a una coscia. Risulta positiva la cocaina assunta prima della discoteca. Parla con fatica tra nausee e capogiri. Il giorno dopo Leonardo si fa vivo via Instagram, ma io per paura non risposi, dice sta ragazza milanese. Ci vogliono una quarantina di giorni prima che la drammatica esperienza diventi una denuncia, quelli necessari all'avvocato Benvenuto per rimettere insieme fatti e depositare la querela. Adriano Bazzoni, l'avvocato milanese incaricato dalla famiglia La Russa, interpellato, spiega di non volere, per serietà, parlare di un caso di cui al momento non ha cognizione di carte, ma in base a quanto ci state dicendo sembra che la giovane si riferisca a una notte nella quale, spiega l'avvocato della famiglia La Russa, una notte nella quale, ad avviso di Leonardo, non vi fu alcuna forma di costrizione. È stata d'accordo nel trascorrere il dopo discoteca col mio assistito, liberamente andando con lui a casa sua, passando la notte e rimanendo con lui fino a mezzogiorno successivo per poi salutarsi normalmente. Allora perché questa ragazza accuserebbe il figlio di La Russa? Leonardo, dice l'avvocato Bazzoni, che difende la famiglia La Russa, è molto scosso ed esclude che la ragazza possa aver detto qualcosa del genere nei suoi confronti, così come esclude di aver avuto rapporti insieme a una terza persona. Quanto a quello che la ragazza avrebbe consumato, non solo esclude di averglielo offerto, ma qualora si vedesse attribuire questo tipo di condotta, si vedrebbe costretto a sporgere denuncia. Questo integralmente quello che racconta il Corriere della Sera. Poi vedremo. Mentre lasciamo il Corriere della Sera andiamo al Fatto Quotidiano. Fatto il caso Santanchè e di nuovo La Russa, ma per altri motivi, non per la storia del figlio che avrebbe violentato una ragazza, secondo quel che denuncia lei. Comunque, ora Santanchè si fa scudo con La Russa indagata, col compagno principe e la sorella, dice rappresento Ignazio. Meloni attacca i pubblici ministeri,
ma è pronta a mollare la ministra Santanchè. Fratelli d'Italia non si fidava di lei e si informò in procura, scrive il Fatto in prima pagina. E sempre dal Fatto in primo piano, Vecchio e Nuovo Testamento, i 5 figli Marta Paolo dell'Utri, cioè l'eredità di B. Punto, mentre l'ambasciatrice Basile, calunniata dalle Sturmtruppen per gli editoriali sul Fatto, e Berlinguer, Bianca, querelata da Renzi per l'intervista al Fatto, nella quale Berlinguer raccontava che Renzi, quando era Presidente del Consiglio, la chiamava 2 volte al giorno per attaccare sia i 5 Stelle che Bersani. La verità fa sempre male, scrive il Fatto Quotidiano. Sulla commissione di indagine Covid, abbraccio Conte Speranza, PD e 5 Stelle non la votano, scrive ancora il Fatto in prima pagina. E poi l'indagine su Cospito e il PD in carcere, Del Mastro rivelò notizie segrete, il GIP smentisce i PM con l'imputazione coatta. I pubblici ministeri erano per lasciar perdere, mentre invece il GIP ha rinviato a giudizio in maniera coatta, come si dice in questi casi, cioè è stato il GIP a deciderlo, il sottosegretario alla giustizia Del Mastro delle Vedove. Con ciò lasciamo anche la prima pagina del Fatto Quotidiano, CSM, trame contro Gratteri a Napoli, ma lui vince il primo round, e andiamo a vedere anche la prima pagina del Giornale. Il giornale diretto da Augusto Minzolini apre con il testamento di Berlusconi, le volontà di Berlusconi, blindato l'impero, a Marina e Pier Silvio il controllo di Fini, investi il resto in parti uguali per gli altri figli. L'addio a Forlani, il re della vecchia DC, e poi i sospetti di Palazzo Chigi, di Giorgia Meloni, sul processo al sottosegretario Del Mastro. I pubblici ministeri fanno opposizione politica, fa sapere Meloni. Imputazione coatta per il sottosegretario Del Mastro sul caso Cospito, ma la Schlein dice dal governo toni intimidatori. Il professor Marco Gervasoni, autore dell'articolo di fondo, Il ritorno del fattore M. Il governo non deve preoccuparsi per l'opposizione, non esiste, ma deve temere 2 fattori che provocarono la caduta dell'ultimo governo di centrodestra prima di questo: il vincolo esterno, l'Unione Europea, e il fattore M. Il vincolo esterno sono le regole dell'Unione Europea. Il secondo fattore non è M di Mussolini, ma magistratura, scrive Gervasoni. Poi ancora dalla prima pagina del giornale di oggi, Meloni Sunak, il premier britannico, è un asse, quello fra l'Italia e la Gran Bretagna, molto saldo sull'Ucraina, a favore dell'Ucraina, per rifornire di armi l'Ucraina e sostenere la resistenza ucraina. Il giornale lo lasciamo per andare al giorno. Dynasty è il titolo d'apertura del quotidiano nazionale sul testamento di Berlusconi, ma anche governo contro i giudici, la denuncia di Palazzo Chigi, cioè di Giorgia Meloni. Questi giudici fanno politica, dice Palazzo Chigi, dopo la richiesta di imputazione coatta per il sottosegretario Del Mastro, rivelazioni di segreto su Cospito. Mentre dal giorno andiamo al Mattino di Napoli, qui in primo piano c'è, tra le altre cose, la questione della nomina del procuratore capo di Napoli, Gratteri favorito per il dopo Melillo. E dal Mattino andiamo a vedere anche il Tempo, il quotidiano romano, che a tutta pagina si occupa della solita sinistra, garantisti a senso unico. Sia la commissione Covid e in aula Conte e Speranza gridano vendetta politica, PD e 5 Stelle non la votano, è un plotone d'esecuzione, non è una commissione d'inchiesta, ha detto Giuseppe Conte. Ma sulle vicende del Mastro e Santanchè invece invocano uniti le dimissioni, sono garantisti a senso unico. Poi c'è la questione del controllo di Fininvest a Pier Silvio e a Marina Berlusconi, privacy dei cittadini a rischio e boom di reclami e la relazione del garante. La tutela della privacy è un mestiere faticoso. Landini scelga o tavoli o barricate, a parlare in questi termini il segretario della CISL, Luigi Sbarra, che contesta le affermazioni del segretario della CGIL, che giudica finito il dialogo tra i sindacati e il governo. Dal Tempo a Repubblica, la Repubblica di Maurizio Molinari mette 2 questioni in primo piano, nel testamento di Berlusconi figli e figliastri, e poi Meloni, attacco alle toghe, come abbiamo già visto. Il salario minimo ci avvicina all'Europa, questo lo sostiene l'ex presidente 5 Stelle dell'Inps Pasquale Tridico, in prima pagina
Su Repubblica il sociologo Ilvo Diamanti si occupa degli italiani, popolo di europrudenti, come a dire che non gli piace tanto l'Europa agli italiani, ma sono contro l'Italexit, hanno paura gli italiani di uscire dall'euro e dall'Europa. Da Repubblica alla consorella per parte di Loggia, La Stampa di Torino, Palazzo Chigi, attacco alle toghe, il titolo d'apertura, giocano un ruolo politico e bla bla bla. In Tunisia caccia ai disperati di Sfax, come abbiamo visto già da avvenire. Ai tunisini non piace la massa di africani subsahariani che continuano ad affollarsi presso i porti, in particolare quello di Sfax. Sono già successe cose violente tra i due popoli, anzi più che due, le tante popolazioni, tra tunisini e gli indesiderati ospiti. Mentre Concita De Gregorio si occupa del politically correct, 3 aneddoti francesi che interessano la sinistra italiana che non sa vincere. Torno da qualche giorno in Francia con 3 aneddoti, scrive De Gregorio, che aiutano a mettere a fuoco perché la sinistra non vincerà o non tornerà a vincere per molti anni in Francia e in altri paesi democratici, Italia compresa. Il tema è il politicamente corretto. Niente di nuovo, sono anni che se ne parla, si intrasente che lì si annida il seme dell'autodistruzione della sinistra. Dopodiché lo vedremo dopo l'interessante articolo di Concita De Gregorio. Intanto, sempre sulla Stampa in prima pagina, la disfida dei tweet, il fondatore di Facebook, Zuckerberg, lancia Threads ed è subito boom di utenti. C'è anche il Dalai Lama che ha aderito al nuovo social di Meta, di Zuckerberg. Mentre il promemoria, quello di Mattia Feltri a fondo pagina, che ci porta in Afghanistan col suo buongiorno. Siamo andati nel 2001 a spazzar via i talebani e introdurre la democrazia, ce ne siamo andati nel 21 abbandonando la democrazia al ritorno dei talebani. In Afghanistan sono stati proibiti anche i parrucchieri e i saloni di bellezza. In 2 anni alle donne è stato proibito guidare l'auto, andare in moto, andare in bicicletta, proibito praticare sport, l'attività fisica all'aria aperta proibita, proibito andare a scuola dopo la primaria e così all'inizio dell'ultimo anno scolastico sono rimaste a casa 3 milioni di bambine, proibita l'università, proibito insegnare, proibito possedere o gestire attività commerciali, proibito lavorare per le Nazioni Unite, proibito lavorare per le organizzazioni non governative, proibito diventare parlamentari, proibito diventare magistrati, proibito lavorare nei media, proibito lavorare in luoghi pubblici, progressivamente proibito lavorare, punto e basta. Proibito indossare abiti che non siano il burqa, il catafalco che lascia scoperti gli occhi. Proibito usare cosmetici, proibito usare scarpe col tacco, entrare nei parchi pubblici, entrare nelle palestre, andare al Luna Park, intraprendere viaggi da sole, proibito mangiare al ristorante all'aperto, proibito frequentare bagni pubblici, proibito avere a che fare con negozianti maschi, proibito avere a che fare con medici maschi. Resta giusto qualche medico donna. A ogni violazione, conclude Mattia Feltri, si viene fustigate. Se la violazione riguarda rapporti extraconiugali, lapidate. Così soltanto per ricordarcelo, per ricordarci cosa sono i talebani. Lasciamo la Stampa, andiamo alla Verità di Maurizio Belpietro. Parte l'inchiesta sul Covid, Conte e Speranza nel panico. La commissione di inchiesta parlamentare si occuperà anche di Green Pass, vaccini, cure negate. L'ex Premier Conte e l'ex Ministro Speranza danno in escandescenze, terrorizzati dal dover giustificare in diretta televisiva i loro DPCM liberticidi e i soldi buttati al vento, scrive Maurizio Belpietro. La Verità terrorizza Giuseppi e il suo ex ministro Speranza. In primo piano ci sono anche tutti i collegamenti fra George Soros, i team di giornalisti pro Qatar e i fratelli musulmani. È la vicenda che ha aperto la prima pagina della Verità di ieri e che torna oggi a pagina 12 con un articolo di Camilla Conti. Tutti i collegamenti tra Soros, i giornalisti favorevoli al Qatar e il mondo dell'Islam radicale. Nel 2019 la rivista Daraish ammetteva i legami con la Open Society di George Soros. La battuta che suona beffarda: non ci danno borse di soldi. Un turco vicino agli estremisti mediava tra emiri e politici. Da anni il magnate Soros investe in Libano, creando ONG e condizionando la stampa locale nel senso favorevole ai propri interessi. La campagna contro l'India, banco di prova del legame tra il Qatar, la Turchia e il Pakistan, sotto l'egida
della fratellanza musulmana, scrive La Verità in prima pagina e poi nelle pagine interne, a pagina 12. Taglio alto, ancora il pezzo di Francesco Borgonovo, la Tunisia è al limite sulla questione migranti, Lampedusa pure, dall'Unione Europea arrivano soltanto belle parole. E poi Marcello Veneziani, caro Corriere della Sera, troppo facile imputare già mancate svolte a Giorgia Meloni, troppo facile dire che non ha fatto. Prima di chiedere svolte, fateli governare, scrive Veneziani. Galli della Loggia contesta al governo di non aver ancora cambiato il paese. Ovviamente lo storico sa, ma non dice, che certi vincoli, atlantismo, agenda economica europea, sono ineludibili. Su patriottismo e valori si può fare di più, però 9 mesi sono pochi anche per Giorgia Meloni, scrive Marcello Veneziani sulla Verità. Scommettiamo poi che molti cambi di passo sarebbero invisi al Corriere della Sera? Purtroppo va detto di personalità politiche dirompenti, però non se ne vedono. E sempre dalla prima pagina della Verità, il GIP contro la procura, del mastro a processo. Palazzo Chigi si domanda: è magistratura o è opposizione? Sul caso Pito no all'archiviazione chiesta dall'accusa. Imputazione coatta per il sottosegretario. Sospetti del governo dopo la Santanchè. Già questo, poi Berlusconi che lascia alla fine investe in mano ai due figli maggiori e Giacomo Amadori che si occupa della vera storia dell'indagine aperta a Milano sulla ministra Santanchè. La velina all'agenzia ANSA ha irritato il procuratore. Nella vicenda Santanchè, scrive Giacomo Amadori, è stata organizzata una trappola mediatica a cui i politici della maggioranza e i giornali vicini al centrodestra hanno abboccato. Mercoledì mattina, prima di intervenire in aula, il quotidiano Domani, il quotidiano della famiglia De Benedetti, pur dando una lettura politica più che giudiziaria della vicenda, aveva confermato l'iscrizione sul registro delle notizie di reato della Santanchè in modo generico, indagata dai PM, difesa dalla Meloni. A onor del vero, nel pezzo non c'era nessuno scoop. La ministra del turismo, si scriveva, è indagata da tempo nell'inchiesta per bancarotta condotta dalla Procura di Milano. Non è la sola, assieme a lei c'è un gruppo di persone che hanno avuto ruoli diversi nella gestione delle aziende. Tutto molto sfumato e vago, scrive Amadori. Il 2 novembre del 22 il Corriere della Sera era stato molto più dettagliato e da lì in poi tutti i cronisti avevano dato per scontata l'iscrizione nel registro degli indagati, salvo la Santanchè che ha giocato sul fatto di non avere mai ricevuto un avviso di garanzia e ha sventolato il certificato da cui non risultava nessuna inchiesta a suo carico, anche perché l'iscrizione era stata segretata. Ma come si sa non c'è niente di più inedito di quanto già edito, soprattutto se pubblicato al momento giusto, e l'autodifesa in aula della Santanchè era il momento ideale. La ribattuta de Il Domani ha potuto contare sulla gran cassa di alcuni siti internet che hanno rilanciato la notizia come se fosse esclusiva per tutta la mattina e la Santanchè non ha visto l'ora di potersi ergere a vittima di una rivelazione a orologeria, un combinato di interessi convergenti che ha dato alla vecchia notizia la caratura di scoop. Alla Procura di Milano da mesi sul punto non hanno mai rilasciato comunicazioni ufficiali, anzi il procuratore Viola, uomo moderato, non certo nemico dell'attuale maggioranza, ha più volte provato a evitare fughe in avanti dei procuratori. Ma Milano è un noto fortino di magistratura democratica. Il PM che ha iscritto la Santanchè, Roberto Fontana, a gennaio ha partecipato alle elezioni CSM, è stato eletto come indipendente nelle fila di magistratura democratica. Così le notizie ghiotte politicamente trapelano, soprattutto quelle contro i rappresentanti del centro-destra. Il procuratore Viola, per evitare rivelazioni sui media, aveva disposto la segretazione dell'iscrizione. Ma il 2 novembre, come aveva pubblicato già il Corriere, 2 novembre 22, la notizia era trapelata lo stesso. Da quel momento l'ordine di scuderia era stato basso profilo e silenzio con i giornalisti. Ma mercoledì, dopo che la Santanchè è andata in aula, col suo certificato ex articolo 335 del codice di procedura penale, nel pomeriggio è stata battuta un'agenzia che la smentiva clamorosamente facendo riferimento a fonti della procura. Non è più secretata l'iscrizione sul registro degli indagati del ministro Santanchè, nei cui confronti e in quelli di altre persone è aperta un'indagine per bancarotta e falso in bilancio su Visibilia, gruppo da lei fondato nel quale è rimasta fino al 22
La normativa prevede che il segreto sulle iscrizioni si possa mantenere per un periodo solo di 3 mesi, non rinnovabile. Questo lancio di agenzia ha sorpreso il procuratore capo di Milano Viola, perché nessuno aveva concordato con lui quella comunicazione. Non si trattava di una nota ufficiale, ma di una velina che ha messo in difficoltà la procura. Viola poteva diramare un comunicato, fare una conferenza stampa, dichiarare ai giornalisti, ma non ha fatto niente. La linea era proprio quella di non dare conferme né smentite, per evitare strumentalizzazioni. Negare la notizia dell'iscrizione avrebbe significato dire il falso. Trincerarsi dietro il no comment o ammettere la realtà sarebbe stato un siluro per un ministro in carica ad inchiesta in corso. A maggior ragione farlo mentre Santanchè si stava difendendo in Parlamento sarebbe stato un colpo basso, quindi meglio il silenzio. Però è stato rotto dalla presunta toga non autorizzata. Santanchè non ha mai ricevuto contestazioni formali dalla Procura. La richiesta di proroga delle indagini per il fascicolo principale è partita a fine marzo e il giudice per le indagini preliminari, il GIP, ha notificato l'istanza al ministro attraverso gli ufficiali giudiziari dell'UNEP, ma la classica busta verde non sarebbe ancora stata recapitata al domicilio della Santanchè e di conseguenza la cartolina di consegna non sarebbe ancora tornata in tribunale. Dunque, nonostante potesse immaginarlo, la Santanchè non mente quando sostiene di non aver ricevuto comunicazioni circa la sua iscrizione, fino a quando l'agenzia ANSA non l'ha inchiodata. L'inchiesta è partita da una denuncia dei soci di minoranza di Visibilia che hanno presentato un esposto in procura. Il 30 settembre del 22 il gruppo Tutela Mercati Guardia di Finanza di Milano ipotizza il reato di false comunicazioni sociali, il vecchio falso in bilancio, comunicazioni 2016-2020 di Visibilia Editore. Il fascicolo resta a modello 45, cioè senza iscrizione di reati né di indagati, fino a quando il pubblico ministero Fontana presenta istanza di fallimento al Tribunale. Una proposta che in base alla procedura viene notificata al fallendo, cioè alla società che così apprende dell'esistenza di un'inchiesta penale. A questo punto, il 21 ottobre del 22, la Santanchè viene iscritta sul registro degli indagati per false comunicazioni e concorso in fatti di bancarotta e il fascicolo inserito a cosiddetto registro a modello 21. Lo stesso giorno le agenzie battono l'elenco dei ministri del governo, tra cui spicca Santanchè. Il fascicolo viene assegnato alla PM Maria Giuseppina Gravina e il 2-3 novembre la notizia dell'iscrizione della Santanchè compare sul Corriere della Sera. Come procede l'indagine? È in una fase interlocutoria. Visibilia Editore, per coprire l'insolvenza, ha versato il 30 novembre 1.700.000 euro, eseguendo i debiti con l'erario. Il 2 novembre del 22, però, un altro debito con l'Agenzia delle Entrate è stato contestato ad altre 3 società del gruppo Visibilia Editore: Visibilia Editore Holding, Visibilia Editore Concessionaria e SRL. Anche in questo caso è stata proposta una transazione saldo e stralcio col versamento di 1.200.000 euro in 10 anni. Trattativa di cui l'Erario ha recentemente informato la Procura. Se i pagamenti verranno accettati, cadrà l'ipotesi di bancarotta. C'è poi un fascicolo, ancora modello 45, cioè senza nomine reati, in mano ai pubblici ministeri Luzzi e Gravina, che riguarda Key Group, azienda del biologico in cui la Santanchè ha ricoperto cariche nel CDA. Sono in corso accertamenti, pure per un'ipotesi di aggiotaggio o manipolazione del mercato relativa a 5 milioni di prestiti garantiti a Visibilia e ad altre società dal Fondo degli Emirati Arabi Negma. Sotto osservazione un accordo per la conversione in azioni del prestito, eccetera. Nei giorni scorsi, conclude la Verità, ci sono state interlocuzioni della Procura con la Consob per verificare la legittimità dell'intervento del fondo a favore di una società quotata come Visibilia. Il groviglio prima o poi verrà sciolto. Il giallo dell'indagine sulla Santanchè, la velina sgradita al procuratore capo di Milano Viola. Fonti della procura a Milano hanno voluto smentire Santanchè, la quale negava di aver ricevuto avvisi di garanzia, dando forza al finto scoop del Domani. La mossa irrita il procuratore capo Viola, che voleva evitare invasioni di campo. L'imprenditrice era già stata iscritta nel registro quando era diventata ministro, cioè stiamo parlando di ottobre dell'anno scorso. Intanto l'Europa tiene ancora segreti i contratti che avevano legato appunto la von der Leyen alla Pfizer, ma non può ignorare i morti post vaccino. L'europarlamentare verde Rivasi ha bacchettato l'Europarlamento
che copre le opacità della Presidente della Commissione europea von der Leyen. Ora guai a snobbare il report della Pfizer sui danni seri, scrive ancora La Verità, dalla quale ci congediamo poi a fondo pagina con Berlinguer che parla delle pressioni di Renzi sul TG3 e lui la querela. La conduttrice ha rivelato in un'intervista al Fatto Quotidiano: ogni giorno Renzi voleva un pezzo contro i 5 Stelle e uno contro Bersani. Te capì? Perché pensava che io fossi la sguattera del Guatemala, cioè a disposizione. Essendo io di sinistra, quello è il premier del PD, del mio partito, e quindi io dovevo fargli un servizio contro i 5 Stelle, sulla RAI ovviamente, e un servizio contro Bersani. Perché da donna di sinistra quello pensava che ero roba sua. Nemmeno da direttore del Riformista Renzi perde il vizio della querela facile, ha querelato Bianca Berlinguer. Lasciamo con ciò la prima pagina della Verità e andiamo a vedere anche Libero, il quotidiano diretto da Alessandro Sallusti, apre con i miliardi di Silvio Berlusconi, il testamento, e poi dai magistrati un'altra grana per il governo del Mastro, l'imputazione coatta. L'articolo principale è dedicato a questo tema: vogliono fermare la riforma Nordio, l'attacco sulla giustizia, scrive Fausto Cariotti. Dell'Utri ringrazia Berlusconi: mi hai fatto commuovere, per il 30 milioncini del testamento, e poi Santanchè, indagati anche sorella e compagno sul caso Visibilia. Pietro Senaldi si occupa di quello che non torna nell'inchiesta sulla ministra Santanchè, Vittorio Feltri della lagna delle dimissioni. I progressisti sono un disco rotto. E poi la querela di Renzi contro la signora Berlinguer, mentre Mediaset intanto fa rotta sull'Europa, scrive ancora Libero. Il Cavaliere ha affidato ai figli di Primo Letto il controllo della maggioranza di Fininvest, hanno insieme il 53% della holding. Senza il fondatore il Biscione può veleggiare anche oltre confine, cioè in un'ottica sempre più europea. Per quanto concerne tutto il capitolo giustizia, l'abbiamo già detto abbastanza. C'è poi un'intervista di Francesco Specchia a Nicola Porro che racconta la ripartenza. È una serie di incontri che Porro organizza al Petruzzelli di Bari. Il pregiato collega riaccende il teatro Petruzzelli di Bari organizzandovi una kermesse liberale e liberista. E lasciamo Porro, c'è anche l'addio a Forlani, e un'intervista al leghista Alberto Gusmeroli, relatore della riforma fiscale, della delega fiscale. Tempi rapidi, promette Gusmeroli, 13esime e straordinari detassati e via le imposte inutili. Insieme al superbollo aboliremo tutte quelle tasse il cui gettito è inferiore al costo che ha lo Stato per gestirle e incassarle. Così risparmia sia il cittadino sia lo Stato. Il fisco non deve essere uno strumento oppressivo per famiglie e imprese, dice Gusmeroli, parlando con il quotidiano Libero. C'è anche un'altra intervista, quella al ministro della Salute Schillaci: così aumentiamo i fondi per la sanità, dopo i tagli della sinistra siamo tornati a investire, adegueremo anche le paghe di medici e infermieri. Oggi un giovane non sceglie alcune specializzazioni, in primis pronto soccorso, perché vede la prospettiva di uno stipendio magro, turni di lavoro massacranti e l'impossibilità di svolgere la libera professione. Le regioni devono saper spendere i soldi bene, soprattutto occorre rivedere modelli organizzativi che non si sono dimostrati pienamente efficaci. Diciamo che l'intervista è lunghissima, ma se questo è il succo, il resto diciamo lo lasciamo agli eventuali lettori, mentre alla Casa Bianca c'è chi sniffa cocaina. È stata trovata la polverina, scrive Matteo Legnani su Libero. I servizi segreti indagano, Trump e i figli scatenati sui social. L'obiettivo, lo sniffatore, sarebbe il figlio di Joe Biden, ovvero Hunter Biden. Psicodramma democratico. Purtroppo non è Joe che sniffa, purtroppo, perché altrimenti sarebbe un pochino più sveglio, scrive scrive Libero sostanzialmente. Donald Trump sul social Truth ha scritto: chi ci crede che la coca trovata alla Casa Bianca non fosse destinata a Hunter oppure a Joe Biden? Dmitry Medvedev su Twitter: sembra che invece degli F-16 sia stato preparato un sedativo per il ragazzino di Kiev, i cocainomani nazi di Kiev, niente meno. Mentre lasciamo
Libero con un'altra notizia: Greta Thunberg ha stufato pure la Svezia, va alla sbarra dopo gli arresti in Germania e Norvegia, incriminata per il blocco di infrastrutture petrolifere a Malmö. Rischia multe e una condanna fino a 6 mesi, la piccola Greta. La questione di Twitter sfidato da Threads di Zuckerberg l'abbiamo già vista pure quella, e poi clienti all'assalto delle banche su super bonus 110% e mutui. Esplodono le controversie sulla cessione dei crediti fiscali per le ristrutturazioni e sulla rinegoziazione dei mutui per l'acquisto di casa, a cominciare dai tassi di interesse, scrive Libero, riassumendo una relazione della Banca d'Italia. Con ciò lasciamo anche Libero e andiamo a vedere la prima pagina di Italia Oggi di Pierluigi Magnaschi, che poi chiuderà la nostra rassegna stampa con il suo diritto e rovescio in formato audio-video, una nuova rubrica che condividiamo con Italia Oggi grazie al direttore. Comunque, processo più telematico è l'argomento di apertura di oggi. Dal 20 luglio di quest'anno, tra poco, insomma, 103 atti andranno prodotti dagli avvocati difensori in modalità online. Si va dalla costituzione di parte civile alla nomina del consulente tecnico di parte. 103 atti che dovranno essere prodotti dagli avvocati difensori in modalità online attraverso il portale Deposito Atti Penali. Altro tema: aumentano i laureati in nulla, frequentano corsi di laurea stravaganti senza sbocchi occupazionali, scrive Dino Panigra. Mentre l'Italia è prigioniera della corporazione dei tassisti e così l'Expo ce lo sogniamo, scrive Carlo Valentini. Diritto e rovescio di prima pagina, il corsivo del direttore Magnaschi si occupa di Milano. Milano ha un collegamento diretto con una nuova linea metropolitana fra il centro storico, Piazza San Babi, la zona dello shopping di lusso e l'aeroporto di Linate, che è piccolo ma è un gioiello, non a caso premiato quest'anno come una delle eccellenze europee. All'inaugurazione in pompa magna della linea c'erano l'attuale sindaco di Milano Beppe Sala, che c'entra poco, e il ministro dei lavori pubblici Matteo Salvini, che non c'entra per niente, se non altro perché è solo da pochi mesi ministro di questa partita e che se il ponte sullo stretto venisse fatto potrebbe invece intestarselo. Non avevano invitato il più grande sindaco di Milano, Gabriele Albertini, che questa linea l'aveva avviata, come aveva avviato i grattacieli, fatto la nuova sede della Scala, i jumbo tram, la depurazione delle acque di Milano per impedire che tutta la robaccia prodotta da 1 milione di persone finisse nel Po e poi nell'Adriatico. Un grandissimo sindaco. E non a caso Berlusconi non l'ha voluto ricandidare, scrive Italia Oggi in prima pagina. Pagina 2 vi segnalo il pezzo di Gianni Macheda: anche su WhatsApp dovrebbero valere le regole dell'educazione. I mattinieri, per esempio, lascino in pace chi sta dormendo coi messaggini WhatsApp. Per quanto concerne invece il caso Santanchè, se ne occupa Domenico Cacopardo a pagina 6. Santanchè fuori dal polverone. Il caso merita di essere analizzato oggettivamente, superando le opposte strumentalizzazioni. Una domanda: perché iscriverla in segreto nel registro degli indagati? Il sistema penale è, o dovrebbe essere, accusatorio, cosicché dovrebbe mettersi in moto soltanto in presenza di prove o di coerenti, concorrenti, convincenti indizi di colpevolezza rispetto a un reato. Invece la modalità di cui sopra è una rozza evoluzione della pesca a strascico, osserva Cacopardo. Negli anni 2000, a Tangentopoli, sepolta e dimenticata, una cena, un procuratore, parlando con la moglie di un politico di primissimo piano, le disse: abbiamo indagato per anni su suo marito senza trovare nulla. Complimenti. La signora lo insultò educatamente a voce alta. Il primo punto è prima di tutto di natura etica, scrive Cacopardo. Infatti, è ammissibile che un giornalista e il servizio pubblico definiscano e trasmettano una sorta di requisitoria senza interpellare la parte possibilmente lesa? Purtroppo è possibile in un paese senza regole, scrive Cacopardo a proposito della vicenda Santanchè, fuori dalle strumentalizzazioni politiche. È difficile per me entrare nell'affaire Santanchè, scrive Cacopardo, perché non è chiaro se ci sia un affaire e quale sia il merito dello stesso.
un merito di natura imprenditoriale, lavoristica, commerciale, squisitamente giuridico. Peraltro i fatti non possono essere sottovalutati o sopravvalutati e prima ancora di essi è l'accaduto che impone una riflessione. Prima di tutto l'affaire nasce da una trasmissione televisiva della RAI che segnala e documenta alcuni peccati commessi dalla ministra nella sua qualità di operatrice economica. E qui veniamo al primo punto, che è di natura etica. È ammissibile che un giornalista del servizio pubblico definiscano e trasmettano una requisitoria senza interpellare la parte lesa? Certo, è possibile in una nazione come la nostra, nella quale, a dispetto di tutte le norme adottate, ma tutte flebili e inidonee, il rapporto tra alcune procure e alcuni giornalisti è così privilegiato da permettere ai giornalisti di accedere a documenti per loro natura non noti neanche agli inquisiti o imputati. Non solo, da permettere altresì ad alcuni procuratori disinvolti di far filtrare ai predetti giornalisti informazioni coperte da segreto istruttorio, in modo che i secondi facciano da gran cassa alle iniziative legittime dei primi, cioè dei magistrati, dotandole di una evidente condanna sociale. Mi viene il dubbio, scrive Cacopardo, che le fattispecie sono soggette a questo trattamento, pubblicità illegittima, proprio per condannare gli imputati all'esposizione alla pubblica opinione, perché le assunzioni accusatorie sono così deboli da far prevedere l'assoluzione degli stessi. Insomma, quando l'impalcatura accusatoria è debole, meglio impartire subito con la gran cassa prima di verificare a processo che l'impalcatura dell'accusa è debole, giusto appunto, e alla condanna non si arriva. Operando in questo modo, l'accusatore si assicura una sorta di condanna sociale del soggetto vittima della sua inquisizione. Che il servizio pubblico, la RAI, si faccia strumento di queste operazioni estranee alla civiltà democratica è inaccettabile e non si tratta di censura come le verginelle che utilizzano in queste contingenze denunciano sdegnate. La seconda questione, più generale, più politica, scrive ancora Cacopardo, riguarda l'oggettiva compatibilità tra la responsabilità di un ministero e la gestione di un gruppo di aziende in difficoltà, situazione che rende l'impegno doppio di ministro e imprenditore difficilmente conciliabile, anche perché nel caso di specie l'attività economica del ministro si svolgeva e si svolge nel settore sul quale è competente il Ministero stesso, un tema politico che si era posto al momento della nascita del governo Meloni e che è stato sottovalutato. Insomma, scrive Cacopardo, ma era proprio nel turismo che doveva andare a finire la Santanchè come ministro quando come imprenditore agiva nello stesso settore. In terzo luogo c'è la macroscopica discrasia tra l'interessata, senatrice Santanchè, che dichiara di non aver ricevuto avviso di garanzia, e l'autorità giudiziaria che ha iscritto la stessa nell'apposito registro indagati ancor prima che il governo Meloni fosse costituito. L'espediente di iscrivere una persona nel registro indagati senza comunicargli l'avvio del procedimento è disinvoltamente utilizzato per sottoporre l'inquisito a intercettazioni di ogni genere e ad acquisizioni documentali per costruire un'accusa completa e teoricamente inoppugnabile. Come capisce anche un bambino, è un abuso. Il sistema penale dovrebbe essere accusatorio, cioè soltanto in presenza di prove coerenti, concorrenti e convincenti scatta la colpevolezza rispetto a un reato. Invece la modalità di cui sopra è una rozza evoluzione della pesca a strascico, scrive, direi inappuntabilmente, Domenico Cacopardo su Italia Oggi. Vi segnalo ancora, già che siamo sul quotidiano di Pierluigi Magnaschi, chiedo scusa, la questione del salario minimo. Una baggianata, secondo Dino Panigra, pagina 7, la migliore retribuzione è quella contrattata e non imposta. I benefattori dei quartieri alti con i soldi degli altri procedono con sogni devastanti. Ogni saggio governante confronta gli scopi teorici della legge con i suoi effetti positivi. L'effetto teorico della legge sull'equo canone doveva essere pigioni abbordabili anche dai poveri. L'effetto invece è stato la sparizione del mercato degli affitti. Chi vuole una casa se la compri. Nel caso del salario minimo è lo stesso. Imponiamo per legge un livello minimo salariale e buonanotte. Effetto concreto, fine del rapporto legale con un basso salario, ma con i normali versamenti fiscali, previdenziali e assicurativi e rinascita dello stesso rapporto in nero. Nella stessa pagina, pagina 7, c'è anche il pezzo del nostro Antonino Danna sul caso Parolisi, pornografia sociale
di massa. A me di Salvatore Parolisi, ex caporale maggiore dell'esercito condannato per l'uccisione della moglie, Melania Rea, non frega proprio nulla, e detto tra noi non me ne frega neanche di chi l'ha visto, programma TV che già in passato si è distinto per la lettura in diretta della cronologia del Parolisi suddetto a opera della conduttrice Sciarelli, o sempre in diretta quando annunciò alla madre di Sara Scazzi il ritrovamento del cadavere della ragazzina. Il problema è che è pagato dal canone di tutti noi. Lasciamo con ciò Italia Oggi, anzi c'è da segnalare anche l'articolo sempre di Dino Panigra sulla questione delle lauree in nulla. Aumentano i laureati in nulla, sorgono con la velocità dei funghi, sempre nuovi, stravaganti e inutili corsi di laurea che sono formati per diventare disoccupati laureati. La foto è quella del ministro dell'università Anna Maria Bernini. Il primo pregiudizio è non sporcarsi le mani, perché chi si sporca le mani è un inferiore. Secondo pregiudizio, quello nuovo, è che un giovane possa scegliere gli studi che gli piacciono o gli sembrano più prestigiosi senza mai chiedersi realmente: ma in questo modo mi guadagnerò da vivere? E vi segnalo nella stessa pagina 8 di Italia Oggi stamani, l'articolo di Max Del Papa: nelle farneticazioni di un ragazzino, pericoloso sì, ma cotto dalle canne, ci sta anche la prospettiva della presa del potere. Di che cosa si tratta? Del trapper che ha minacciato Salvini e la Sardone, l'altra esponente leghista, un marocchino italiano, uno con più precedenti che canzoncine, vuol far fuori Salvini. E intanto, a concludere, c'è da segnalare un altro articolo di Gianni Pardo sulla questione della Francia. Ho vissuto a lungo in Francia, scrive Pardo a pagina 12 di Italia Oggi, mai ho subito ostilità, ma la questione migranti va manovrata con cura, permettendo l'immigrazione di inassimilabili, prima o poi ci saranno gravi problemi. La violenza di certi ragazzotti francesi di periferia si spiega con la profonda frustrazione. Il loro originario atteggiamento ostile verso chi voleva francesizzarli ha prodotto l'ostilità francese, e l'ostilità francese ha prodotto a sua volta l'odio magrebino. I magrebini rispondono al disprezzo di cui si sentono oggetto col disprezzo nei confronti della comunità che li ospita. È un fenomeno di feedback. La diversità crea un problema e di quel problema gli interessati si fanno una scusa per ingigantirlo. Roberto Giardina invece ci racconta da Berlino una cosa curiosa: la Apple ha fatto causa all'ente ortofrutticolo svizzero perché ha come simbolo lo stesso frutto rosso della Apple, la mela. Per Apple la mela è soltanto sua, neanche di Adamo ed Eva, proprio sua, della Apple. Ha perso la prima sentenza, ma non si dà certo per vinta. La Apple contro Guglielmo Tell. Come osa usare una mela che campeggia nel logo della potente società americana? Ma per il momento ha vinto l'arciere elvetico, che colpì con una freccia la mela sulla testa del figlioletto. Per me è il vero eroe della leggenda o dell'evento storico. Insomma, la Apple ha fatto causa all'ente ortofrutticolo svizzero Schweizer Obstverband, scusate, che ha come simbolo una mela scarlatta con a destra una croce bianca, la croce della Confederazione Elvetica. Comunque la battaglia legale non è finita qua. Intanto abbiamo visto le prime pagine, adesso ci fermiamo un attimo con il primo brano musicale e poi anche con la pausa delle 8:30, che sono incombenti, immanenti, arrivanti, arrivate. Sentiamo un po' di musica e ci risentiamo tra qualche minuto. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro annui. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Cerbero, un promontorio dell'anticiclone africano, si estende sull'Italia, regalando un aumento termico e un ampio soleggiamento. Al mattino cieli sereni al massimo velati da nord a sud, con qualche isolato e innocuo addensamento sulle Alpi occidentali piemontesi. Nel pomeriggio poi la situazione non cambierà in maniera rilevante, salvo per dei rovesci che potrebbero verificarsi sulle Alpi di Valle d'Aosta e Piemonte. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Dettagli maggiori sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Moriva oggi a Praga, 7 luglio 2011, Josef Suk, compositore e violinista ceco di grande talento e importanza nella musica classica. Era anche il nipote del famoso Antonín Dvořák, con il quale ha avuto una forte influenza. Infatti anche lui aveva fatto composizioni romantiche caratterizzate da melodie liriche e armonie ricche e un senso di profonda espressività. La linea torna subito a Giulio Cainarca. Grazie Federico, ci hai fatto scoprire un altro nome della musica che non è tra i più noti, ma del quale abbiamo apprezzato questa serenata che abbiamo appena ascoltato. Intanto andiamo adesso, dopo aver visto più o meno le prime pagine dei giornali, andiamo a vedere anche qualche articolo, come al solito, dalle pagine interne dei quotidiani di oggi. Partiamo di nuovo
da Avvenire che, come detto, dedica un altro reportage, dopo quello di ieri, da Sfax in Tunisia, alla sempre minor sopportazione dei tunisini nei confronti degli africani subsahariani che arrivano in cerca della partenza per l'Italia. La grande fuga dei profughi, perché cominciano a prenderli a bastonate i tunisini, vogliono portarci tutti in Libia. Dopo il discorso incendiario del presidente Sayed, il quale ha detto in sostanza qui non ce n'è più per nessuno, o meglio non ce n'è più per i subsahariani, per gli africani che arrivano, nelle strade si respira grande tensione. Questo non sembra un paese sicuro, scrive Francesca Ghirardelli da Sfax, che è il porto da cui sostanzialmente partono i barchini per l'Italia. La polizia, noi migranti l'abbiamo chiamata quando dei tunisini ci hanno aggredito, sono intervenuti con gas lacrimogeni contro di noi, perché ovviamente il tema è tutto politico. La Tunisia non ne vuol più sapere. E mentre c'è un'altra pagina di Avvenire che vi segnalo, pagina 6, sulla questione della gestazione per alteri o utero in affitto, che dir si voglia. La questione del reato universale è una delle proposte di legge del centrodestra, della maggioranza di governo italiana. Il sì alla legge italiana arriva anche dai presidenti della coalizione internazionale per l'abolizione della gestazione per altri. Il reato universale sia applicato, cioè se anche tu vai in un paese nel quale tutto ciò è lecito, nel tuo paese no, sei condannato lo stesso. Intanto l'approdo alla Camera slitta la prossima settimana per lasciare più spazio a un altro tema, la delega fiscale, la riforma fiscale. In aula ci sarà il rischio di ostruzionismo. Comunque, le 3 leader della coalizione internazionale per l'abolizione della GPA concordano. Dall'Italia un segnale per l'abolizione mondiale, questa introduzione del reato universale. Le nuove norme saranno un deterrente. Il governo spieghi che servono a tutelare la dignità di donne e bambini. Altra questione controversa è il gioco d'azzardo. Qui invece il governo si muove in senso di favorire il gioco d'azzardo. Un decreto prevede da oggi a dicembre l'aumento delle estrazioni settimanali per la ricostruzione post-alluvione in Emilia-Romagna. Ricostruzione con i soldi dell'azzardo. Attenti, scrive Antonio Maria Mira, che da anni si occupa su Avvenire di queste questioni legate al gioco d'azzardo e alle ludopatie, si alimenta un circolo vizioso. L'obiettivo è incassare 45 milioni facendo giocare di più gli italiani. Denuncia della consulta anti-usura, mentre il ministro Musumeci ha garantito al generale Figliuolo: avrai le risorse, cioè il tuo bel portafoglio per intervenire in Emilia-Romagna. Sugli infermieri e l'assistenza agli anziani, intanto il ministro Schillaci lancia un segnale, lo racconta ancora Avvenire. Il ministro apre al dialogo con la sanità cattolica, pronto a collaborare per facilitare l'arrivo di personale sanitario straniero in Italia, confronto aperto anche sulle strutture residenziali. Nel frattempo è andata molto sottotono la decisione del governo di aprire a 452.000 ingressi di stranieri nei prossimi 3 anni, il famoso decreto flussi. C'è da segnalare ancora su Avvenire, pagina 2 del dorso lombardo, un articolo di Luca Bonzanni sul riciclaggio del denaro sporco. Ovviamente Milano e la Lombardia, le regioni più finalizzate e più ricche, sono sul podio. La regione Lombardia e Milano sono al 3° posto nella classifica nazionale delle operazioni sospette legate alla criminalità organizzata. Lo dice l'UIF, l'Unità Informazione Finanziaria, che era il vecchio ufficio antiriciclaggio della Banca d'Italia. Nel 2022 Milano ha contato 15.203 alert, cioè segnalazioni sospette, e la regione 27.651, tutte in crescita, più 12% a Milano, più 8,7% in Lombardia. Di queste 3.900 operazioni sono riconducibili alle mafie. Con questo lasciamo Avvenire e diamo uno sguardo anche al dorso milanese del Corriere della Sera. C'è una bellissima novità per i cittadini di Milano. L'area C adesso costa 5 euro per entrare nella zona più centrale di Milano. Costerà 7,50. Fino ad adesso è escluso il sabato e la domenica, si pagherà anche il sabato e la domenica. Il sindaco Sala è un uomo che non teme più niente, perché tanto non deve essere ricandidato, che gli frega, si potrebbe dire. L'area C aumenterà non solo nel costo del ticket, ma anche nei giorni in cui è attivo il pagamento. E questa è l'ipotesi più probabile, delibera di indirizzo che oggi il sindaco dovrebbe portare in giunta.
Se da una parte c'è la conferma che l'aumento del ticket va da 5 a 7,5 €, la vera novità dovrebbe essere l'estensione da 5 a 7 giorni, cioè area C accesa sempre, compreso il weekend. Invece dalla Regione Lombardia, dopo lo scoop del Corriere della Sera di ieri, hanno fatto una precisazione: nessuna casa pubblica dell'ALER andrà agli aspiranti profughi, ai richiedenti asilo. Il presidente Fontana ha espresso una posizione negativa senza spazio di negoziazione, ha detto Fontana, imponendo il dietrofront, perché in realtà prima l'assessore alla casa, Paolo Franco di Fratelli d'Italia, aveva detto sì, e la prefetta di Monza aveva recepito il sì dell'assessore. Adesso Fontana gli ha detto: stai scherzando amico? Niente da fare, nessuno spazio di negoziazione. L'assessore Franco parla di fraintendimento, ma intanto divampa la polemica. Altro nubifragio intanto in città a Milano ieri, perfino la galleria è stata allagata, pensa un po', il Seveso a 10 centimetri dalle esondazioni. Ma andiamo al dorso nazionale del Corriere della Sera, che è dominato dall'eredità di Silvio Berlusconi. Tra le centinaia di migliaia di articoli dedicati a questo tema, uno di Tommaso Labate si occupa, a pagina 4, di Marta Fascina. Si dice Fascina, non Fascina. Dopo accurata ricerca, diciamo così, studio della cognominanza, siamo arrivati a una certezza. Si dice Fascina, non Fascina. Comunque, in carico, passo indietro, tutte le strade di Marta, una donna da 100 milioni di euro, che poi uno dice sono tanti, ma sono mica neanche tantissimi rispetto a 8-9 miliardi, diciamo, di beni disponibili. Sono una cifra rilevante per noi morti di fame comuni, ma in assoluto mica neanche troppo. Comunque, al di là del troppo o troppo poco, non importa. I primi veleni, ci inzuppa il biscotto il Corriere della Sera, e l'asse con Tajani, attesa per la prossima riunione di Forza Italia. C'è il legame con Marina, la figlia di Silvio. Tra le carte che potrà giocare Marta Fascina c'è anche il legame con la figlia, a cominciare da Marina. E intanto per il seggio di Berlusconi si vota a ottobre. Quanto alle tasse, prelievo sui beni, per la compagnia l'8%, per Paolo il 6%. Sono le regole previste per la successione e le soglie di franchigia. 8% la percentuale che misura la franchigia da pagare per i soggetti esterni alla famiglia, su cui ha disposto il de cuius nel testamento. Per la Marta l'8% non è male, l'8% di 100 milioni sono 8 milioni, se non vado errato in matematica, che deve pagare all'italico fisco, e non si capisce neanche perché, a dire il vero. Ma comunque, nelle volontà testamentarie di Berlusconi sono stati previsti lasciti in denaro, i lasciti che hanno fatto scappare i 100 milioni al fratello e a Marta Fascina, 30 milioni a Dell'Uteri. Che tasse pagheranno costoro? Chi riceve in eredità beni mobili, immobili, diritti reali o denaro è chiamato a versare l'imposta sulle successioni. La legge 262/2006 prevede tasse al 4% per trasferimenti in favore del coniuge o di parenti in linea retta, tra cui i figli, 8% per la compagna e il fratello, il 6%, per farla corta. Generoso anche con lo Stato italiano, ovviamente, Silvio Berlusconi, per forza, per legge. Non mi doveva nulla, dice Marcello Dell'Uteri, intervistato da Felice Cavallaro sul Corriere della Sera. Userò i soldi per la biblioteca nella Valle dei Templi. A lui ho dato la mia vita, sono commosso. Pagato per il mio silenzio? Le solite dicerie dei seminatori d'odio. Intanto l'altro caso è quello di Del Mastro, imputazione coatta, il governo attacca i magistrati, ma soprattutto vedremo, credo, altra polemica sulla questione del figlio di La Russa, 19enne, accusato di violenza sessuale da una 22enne milanese. Questa è una notizia che ha in esclusiva oggi il Corriere della Sera. Per quanto concerne la commissione Covid, bagar in aula, Conte dice siete dei vigliacchi a voler indagare sulla gestione del Covid, voto alla Camera, i 5 Stelle escono, cori di Fratelli d'Italia, sì del terzo polo, e vedremo cosa ne sortirà da questa commissione. Intanto il Corriere della Sera, col suo inviato a Berlino, Paolo Valentino, si accorge, dopo che ne ha parlato 10 volte e meritoriamente Roberto Giardina su Italia Oggi, si accorge che in Germania c'è un boom di un partito che si chiama AfD, Alternative für Deutschland, che spaventa la Germania, perché sono xenofobi, sono antisemiti, ma sono vincenti. Quindi il popolo tedesco è fatto sostanzialmente al 20%, questo danno i sondaggi, di xenofobi e antisemiti.
L'ultradestra ha successo soprattutto nella Germania ex comunista. Sondaggi nazionali oltre il 20%. C'è chi vuole metterli fuori legge. Sono tutte cose che noi già sappiamo perché le abbiamo lette su Italia Oggi da mesi. Comunque la diga ha ceduto 2 volte in un mese, scrive il Corriere della Sera. La prima volta a Sonneberg, pittoresco centro della Turingia, famoso per la produzione di orsacchiotti di peluche, dove il candidato di AfD, Robert Sesselman, è stato eletto sindaco di un importante consiglio distrettuale col 53%. La seconda volta la scorsa settimana a Ragun-Jesnitz, un villaggio di 10.000 abitanti in Sassonia-Anhalt, che si è scelto un borgomastro del partito di estrema destra, AfD. In entrambi i casi inutile il tentativo di tutte le altre forze politiche di sbarrare la strada facendo convergere i loro voti sul candidato alternativo. Certo, sono 2 piccole vittorie nelle dimensioni elettorali, ma producono un impatto enorme sulla politica tedesca, perché danno per la prima volta concreti poteri amministrativi ad AfD, a Sonneberg anche quello di accogliere o no i migranti, e segnalano qualcosa di molto più profondo, perché i sondaggi nazionali, al di fuori di questi 2 piccoli centri, dicono che se si votasse domenica Alternative für Deutschland avrebbe il 21% dei voti, sarebbe seconda soltanto alla CDU-CSU. Il Partito Socialdemocratico finirebbe terzo, 19% dei voti. E ancora di più, in Turingia, Brandeburgo e Sassonia, cioè l'ex Germania dell'Est, dove il prossimo anno si rinnovano i parlamenti regionali, cioè quelli dei Länder, delle regioni appunto, o stati federati, il partito è dato al primo posto, intorno al 30%. Nel panorama dell'estrema destra in Europa, AfD è un caso a parte, scrive Paolo Valentino sul Corriere della Sera. In primo luogo perché siamo in Germania, ogni rigurgito ultranazionalista evoca i fantasmi della storia. Secondo, perché mentre altrove si assiste a svolte vere o presunte in senso moderato, nella Repubblica federale il successo nelle urne coincide con la radicalizzazione, fatta di xenofobia, odio anti-islamico e sconfinamenti nell'antisemitismo. Un nome per tutti, l'ex insegnante di storia Björn Höcke, leader della Turingia, vero centro del potere interno, che nei suoi discorsi attinge regolarmente al vocabolario delle SA naziste, al punto che, come avviene già per AfD nel suo Land, è anche personalmente nel mirino dell'ufficio protezione della Costituzione, che vuol metterlo sotto sorveglianza perché è potenziale pericolo per la democrazia, e c'è chi vuol mettere fuori legge il partito, scrive il Corriere della Sera. Sulla denuncia al figlio di La Russa di violenza sessuale abbiamo già detto tutto prima, ne vedremo gli effetti nei prossimi giorni e oggi. Intanto vi segnalo dalla pagina economica del Corriere della Sera il pezzo del vice direttore Federico Fubini, assai vicino al ministro Giorgetti, che è anche in foto non a caso, il caso del fabbisogno pubblico. Dopo 6 mesi il fabbisogno pubblico italiano sale a 92 miliardi, più del doppio di un anno fa. Nei primi 5 mesi le entrate sono cresciute invece soltanto dell'1,8%. Cosa esattamente stia accadendo alla finanza pubblica si capirà nei prossimi mesi. I primi 6 mesi dell'anno non bastano per capire, però è inevitabile, scrive il Corriere della Sera, che l'ondata di crediti di imposta da bonus casa inizi a far sentire i suoi effetti sul fabbisogno e sul debito. In poche parole è aumentato il deficit. Vedremo. Mentre andiamo al Fatto Quotidiano, dove vi segnalo a pagina 5 un articolone sul caso Santanchè. Le marchette alla sua società Visibilia grazie al ruolo politico della ministra. Su PC professionale in 56 mesi 87 redazionali, tanti pagati da società di Stato, Eni, Enel, Poste, Terna, Snam, Leonardo. Cioè, in sostanza, i redazionali pagati con soldi pubblici. Non ho avuto favori, non li ho cercati, ho rivitalizzato riviste. Sono 2 bugie tra le più macroscopiche dette da Santanchè in Senato, contro quella che lei chiama la campagna di diffamazione e di odio. Nel disastrato gruppo del editorial pubblicitario, Santanchè è stata presidente e amministratrice fino al novembre del 2021. Da ottobre le indagini sul dissesto delle 4 aziende della Santanchè le sono costate l'iscrizione nel registro indagati. Al di là dei risvolti penali, però, c'è un dato. La senatrice Santanchè, nella sua qualità di editrice di Visibilia, ha ricevuto forti sostegni pubblicitari per il mensile PC professionale, Bibbia dell'informatica, sotto forma di
publi redazionali commissionati e pagati in gran parte da enti pubblici, partecipate statali, banche, assicurazioni, imprese private. Una storia invece di imprenditoria del tutto diversa la racconta Il Giornale nel dorso milanese lombardo. È la storia di Francesca Biffi, 39enne, imprenditrice agricola di Galbiate, Lecco, è la nuova leader di Donne Impresa Coldiretti Lombardia, un movimento che raggruppa le imprenditrici agricole di Coldiretti in tutta la regione Lombardia. Ho abbandonato l'ufficio per le mucche di famiglia, dice la neopresidente delle donne lombarde della Coldiretti. Mangiamo meglio. E questa è la battaglia. La carne sintetica ha fatto bene il governo a stopparla. E lasciamo anche la Lombardia per, anzi no, non la lasciamo perché c'è una cosa curiosa raccontata dal quotidiano Il Giorno, in oratorio a Brescia, in un oratorio di Brescia, festa e coro razzista contro i napoletani. Dopo gli errori ci si rialza, dice il parroco. La lezione del don ai ragazzi, mentre un'altra storia curiosa, positiva naturalmente, di quelle da Libro Cuore, ce la racconta Il Giorno in pagina di cronaca, appunto pagina 19, da Pognana Lario, quel di Como, ha trovato 10.000 euro in un portafoglio, li ha restituiti perché ha detto mi basta la pensione. Il 63enne Dario Peduzzi ha portato il borsello dai carabinieri, erano i soldi di un turista. Se ho pensato a cosa farci, no, perché non erano miei. Sulla questione delle case Aller, Fontana ha detto no, abbiamo visto prima, e la prefetta di Monza dice prendo atto del rifiuto, questione chiusa. E poi un altro grattacielo spunterà a Milano. Siamo in zona appunto del grattacielo verde, quello di Boeri, dei nuovi grattacieli di Piazza Gaia Aulenti, un po' più in là. In Largo De Benedetti c'è ancora un ufficio dell'anagrafe del comune, ma vince la Coima, la società del immobiliare, che è pronta a pagare 30 milioni e mezzo al comune di Milano. Il comune dice sì, quindi sorgerà un grattacielo al posto dell'anagrafe. La società Coima di Manfredi Catella si aggiudica 2 immobili municipali. In via Messina 53 sorgerà uno studentato. Il nuovo edificio in Porta Nuova avrà le dimensioni della torre Aria, passati 10 mesi dall'asta all'incanto. Vince la Coima, il comune accetta 30 milioni e mezzo. Per quanto concerne invece l'eredità Berlusconi, su Repubblica c'è un primo piano dedicato al papà di Marta Pascina. Un ruolo chiave il suo, secondo Repubblica, nei meandri di Arcore. Il papà di Marta entra in scena a fine 21, quando Berlusconi decide di scrivere la parte del lascito con la donazione per Marta. L'ultima compagna di Berlusconi è scomparsa dalla Camera dei Deputati. Il partito la attende a metà luglio per il primo congresso di Forza Italia. Sempre su Repubblica, poi siamo in Inghilterra, in questo caso, alcol, molestie e cocaina, a Londra il Parlamento diventa Pestminster. Mahiri Black, la più giovane parlamentare eletta a 20 anni, ha annunciato l'addio al Parlamento. Ha detto è un luogo sessista, malsano, estenuante. Un deputato Tory, Warburton, è stato immortalato con una striscia di cocaina in prima pagina sul Sun, accusato di molestie sessuali. L'ex ministro conservatore Chris Pincher è stato sospeso per aver molestato 2 ragazzi maschi da ubriaco in un club di gentlemen. Gli scandali, per alcuni causati dal troppo lavoro, sono emersi dopo il Me Too. Le malefatte sono all'ordine del giorno e in molti lasciano la politica per sfinimento. Così la racconta Repubblica, che poi ci presenta una lunga intervista al segretario della FIOM Metalmeccanici CGIL Michele De Palma, salario minimo alla tedesca con governo, imprese e lavoratori. I metalmeccanici scioperano perché il governo non ha una politica industriale, c'è l'effetto Croce Rossa, cioè gestire le emergenze senza mai dare soluzioni. Della Twiga Connection invece si occupa La Stampa per evitare il crack di Visibilia e salvarsi dall'accusa di bancarotta fraudolenta. La ministra continua a usare i soldi del locale Twiga, l'ombra del conflitto di interessi sulla Santanchè, che aveva ceduto le sue quote per avere le deleghe su turismo e balneari. Il sistema utilizzato triangolazioni e società come scatole vuote create ad hoc. E dunque la ministra continua a usare i soldi del Twiga, l'ombra del conflitto di interessi ad ombra, giusto appunto La Stampa. La Stampa che dedica un
pagina a un viaggio nel PD emiliano, a Bologna, a Rosso Bologna è il titolo del reportage di Niccolò Carratelli. Un viaggio nel PD dell'Emilia-Romagna, in questo caso a Bologna, feudo diviso tra la nuova segretaria e Bonaccini. Alla Bolognina è iscritta anche Schlein. Il dualismo col governatore riguarda anche gli iscritti e i simpatizzanti. Poi c'è un lungo pezzo, adesso non facciamo in tempo a leggerlo, ma ve lo segnalo, di Concita De Gregorio, che dopo un viaggio in Francia di qualche giorno torna in Italia avendo da riportare 3 storie francesi sul politicamente corretto, dalle quali Concita De Gregorio trae la convinzione che la sinistra continuerà a perdere per anni, dalla scuola di danza in cui è vietato toccare i bambini alla femminista considerata islamofoba. Gli aneddoti di vita quotidiana ci aiutano a capire dove si annida il seme dell'autodistruzione della sinistra. Una celebre polemista sostiene la libertà di non indossare il velo. La sinistra politica la accusa di essersi venduta alla destra. Insomma, la sinistra è messa molto male, scrive Concita De Gregorio. Marco Menduni, invece, sul secolo XIX e sulla Stampa, dedica 2 pagine all'inferno in autostrada, l'odissea di un weekend in Liguria, tra code infinite, cantieri, incidenti, nuove opere al palo. Il ministro Salvini dice: stiamo correndo, la gronda è un diritto. In aumento gli incidenti, definito grave un sinistro ogni 3 giorni. Sono 2 pagine fitte in cui Marco Menduni fa uno splendido lavoro di sintesi su come è combinata male la circolazione stradale e autostradale in Liguria. 20 miliardi destinati da ASPI per opere di ammodernamento, 1/3 per la Liguria, 10.000 ispezioni ogni anno sulle tratte autostradali liguri, 24 chilometri di coda sull'autostrada dei Fiori lo scorso 4 giugno. Con questo ci fermiamo un attimo, andiamo al secondo brano musicale di oggi e poi facciamo, a proposito di informazione, un piccolo punto della situazione con il collega Maurizio Bolognetti tra poco.